Siamo a via Giuseppe Piazzi, una traversa di via Foria. In questa scala, in questo luogo, è stato girato un film del 1963 di Vittorio De Sica, una scena che forse ricorderete. Facciamo così, vi do qualche secondo di tempo per indovinare qual è il film di cui sto parlando. Beh, Vattene. come sarebbe? Sarebbe che è stato ritardo e gli è morto. Sto parlando ovviamente del film Ieri, Oggi e Domani, in particolare l'episodio 1, Adelina, quello con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. L'episodio fu scritto, pensate un po', niente di meno che da Edoardo De Filippo, il quale si ispira a una storia vera, la storia di Concetta Muccardi, una donna che, contrabbandiera di sigarette, pur di non andare in galera doveva essere sempre incinta e fece addirittura 19 figli. Nel film Sofia Loren infatti vende sigarette di contrabbando e su questa scala c'è una lunga teoria di venditrici di sigarette. Il contrabbando di sigarette nasce a Napoli grosso modo a fine Ottocento, si sviluppa molto diffusamente all'inizio del Novecento e alimentava una serie di leggende metropolitane. Una di queste era per esempio quella delle sigarette con sfizie. Ma vediamo un po' qual era questo sfizio. Nel contrabbando di sigarette infatti i ruoli erano ben definiti. Gli uomini, i mariti di solito, si occupavano del procurement, del procacciamento, quindi avevano i famosi motoscafi blu. La vendita invece era di appannaggio prettamente femminile, erano soprattutto le donne che vendevano sigarette e questo lo si può immaginare per una serie di motivi. Prima di tutto perché a inizio del Novecento i fumatori erano quasi esclusivamente maschi e quindi ovviamente insomma, si sperava che una bella donna potesse favorire l'acquisto da parte degli uomini, ma soprattutto c'era un motivo molto importante. I finanzieri, coloro che dovevano reprimere il contrabbando di sigarette, erano esclusivamente uomini e per questo motivo non potevano perquisire le donne. Sapendolo, allora le donne cominciarono a nascondere tutti i pacchetti di sigarette al di sotto delle loro vesti, nelle giarrettiere, nelle mutande, nel reggiseno. Allora accadeva che quando il cliente veniva a comprare, la contrabbandiera prelevava dal proprio deposito il pacchetto di sigarette da consegnare al cliente. Accadeva allora che qualche cliente più audace cominciò a chiedere timidamente: signore, io sono vostro cliente affezionato, però mi da fa sta cortesia, vengo sempre da voi, però devo essere io a prelevare il pacchetto direttamente dal luogo dove è depositato. Le povere contrabbandiere, pur di fidelizzare il cliente, a volte insomma si concedevano ed ecco perché il cliente si pigliava, come devo dire, un passaggio. In napoletano il passaggio, pigliarsi un passaggio significa fare quella toccatina fugace, occasionale, un po' anonima, no? Insomma, senza farsi vedere. In realtà in questo caso la palpatina era esplicita, quindi non era più che un passaggio, era uno sfizie. Ecco, allora nacque la pratica delle sigarette con sfizie. Le povere contrabbandiere, pur di fidelizzare il cliente, come accade, che ne so, nei centri commerciali, no? Con la tessera a punti, insomma, alla fine concedevano questo permesso al loro cliente. Insomma, la guerra commerciale delle contrabbandiere si giocava anche con qualche piccola arma di seduzione. Accadeva poi che qualche contrabbandiera un po' più spregiudicata era lei stessa a invitare il cliente, insomma, a fidelizzarlo, dice: guarda, se viene sempre da me io poi non la faccio pigliare collera, insomma, le faccio togliere lo sfizio. E in questo caso non c'era nessuno sconto, anzi c'era qualche piccolo sovrapprezzo. E beh certo, perché certi sfizi si pagano.